Bene, eccoci in diretta, grazie per essere con noi. Arcangelo, ci sei? Qua. Oggi abbiamo tante cose da raccontare, tante cose da dire, dobbiamo farci anche alcune domande su quello che sta avvenendo. Oggi in collegamento con noi c'è anche l'amico e il collega Filippo Veltri. Ciao Filippo, anche a te, buon pomeriggio. Buongiorno a Allora, voi, buongiorno. naturalmente è attivata la linea telefonica perché oggi è dedicata ai nostri telespettatori che ci chiamano, ci chiedono, noi nel limite del possibile, se conosciamo la risposta, la forniremo in diretta. Arcangelo, è chiaro che il primo argomento, quello che tiene banco, è quello legato a questa Villa Torano, no? Questa RSA, questa storiella del guanto, in realtà non è così, ma è stata fatta passare quasi per buona, ma sappiamo bene che il guanto non c'entra nulla in questa, in questo, come dire, questi risultati non soddisfacenti che sono stati resi noti dopo dopo aver processato i tamponi. C'è stato tanto come dire, di contaminazione perché hanno viaggiato, sono arrivati a Catanzara, poi da Catanzara, insomma c'è tutta una storia dietro che è utile a questo punto svelare, Arcangelo. Sì, allora dunque intanto mentre si gioca con i tamponi positivi e negativi, mentre la Protezione Civile di Catanzaro nottetempo invia i tamponi direttamente alla casa di cura Villa Torano, seguendo procedure che noi non comprendiamo perché queste cose dovrebbero passare dall'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, mentre si gioca poi sul numero dei tamponi, che a un certo punto diventano 67 positivi con un'intera area dell'Alta Calabria che precipita nel panico e si ritrova improvvisamente nella bolgia infernale della pandemia, mentre si gioca perché poi si dirà no, i 67 tamponi devono essere rifatti per via di un presunto guanto al quale io non credo assolutamente come nessuno di voi. Beh, intanto mentre succede tutto questo la gente continua a morire. 4 morti in 4 giorni nella Calabria settentrionale, l'ultimo decesso stamattina una donna di 74 anni di Marzi, morta, tanto per cambiare, all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, 21 morti complessivamente in quest'area della Calabria. La donna era ricoverata insieme alla figlia, che è pure positiva, e in questa famiglia ci sono positivi pure 3 minori che sono al momento in stato di isolamento domiciliare. Quindi, mentre si gioca tra i tamponi negativi e i tamponi positivi, mentre una ditta privata, una struttura privata ottiene direttamente la consegna dei tamponi nottetempo per fare appunto dei controlli in una casa di cura nella quale una donna è stata come dire, ricoverata urgentemente in ospedale poche ore prima perché affetta da gravissima forma di polmonite bilaterale, interstiziale e da febbre alta dovuta al coronavirus. Ecco, mentre succede tutto questo, ancora non sappiamo in maniera precisa perché tutto questo sia avvenuto, la gente continua a morire. Volevo sottolinearlo in questa Calabria dove tutto, come capite, è possibile, il possibile diventa impossibile, l'impossibile non sappiamo più cosa sia. Vi aggiungo solo questo, che poco fa è stata portata in ospedale ed è in corso di valutazione una donna che lavorava, così almeno quello che siamo riusciti a sapere, lavorava a Villa Torano ed è giunta al pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza e si sta valutando la situazione, probabilmente verrà sottoposta al test del tampone. Filippo, prima di farti intervenire abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sono la signora Anna Maria, chiamo da Cosenza. Prego, signora. Forse uscirò un pochino fuori dalla sede. Innanzitutto la volevo ringraziare per la sua disponibilità, per la sua intelligenza, per quello che si mette a disposizione dei noi cittadini. Poi volevo dire, come mai che mia figlia che lavora a Cosenza con la Coop Service, come mai non vengono messi in sicurezza? Non Addirittura vogliono fare... all'ospedale di Cosenza al pronto soccorso hanno messo una locandina che chi entra al pronto soccorso deve essere gli devono dare mascherine e cose varie, tranne a quelli della Coop Service. Cioè io volevo sapere, queste persone, questi ragazzi che non vanno in servizio come gli infermieri,
Bene signora, ha fatto bene a sottolinearlo, grazie. Adesso amplifichiamo la sua voce e il suo messaggio. Filippo, beh, mi pare giusto che debbano averle, no? Le mascherine, queste persone. Sì, assolutamente, è un problema che per la verità ormai si sta trascinando da troppo tempo, questo della protezione adeguata di tutto il personale sanitario, quindi medici, paramedici, infermieri, ma anche delle farmacie, dove la carenza di tutte queste attrezzature indispensabili ormai sta diventando, come dire, parossistico. Però io voglio tornare su Villa Torano, perdonate, perché le cose che ha detto Arcangelo, e che sono fra l'altro note, sono di una gravità senza precedenti. Perché io voglio capire come è possibile che questi tamponi non siano transitati all'ASP di Cosenza. Qual è? Si è fermata abbiamo un blocco della linea. A proposito di tamponi, Arcangelo, c'è da dire che i tamponi latitano negli ospedali e poi però la protezione civile trova 200 tamponi da inviare a una struttura privata. Anche questo è un caso assolutamente anomalo. Filippo, adesso che abbiamo recuperato. No, volevo dire che le cose dette da Arcangelo, non so se la prima parte del mio intervento si è ascoltata sulle strutture, perché non so bene se l'audio c'è o no. Mi sentite ora? Sì, perfettamente, perfetto. Le cose dette da Arcangelo sono di una gravità senza precedente, sono le cose vere, cioè a dire perché questi tamponi di Villa Torano sono stati portati a Villa Torano. Si ferma sempre allo stesso punto. Arcangelo, lo giriamo noi, si ferma allo stesso punto. Quando sta per affrontare l'argomento va via la linea. Sì, c'è questo problema relativo all'utilizzo di questi tamponi comparsi disponibili. Stiamo dicendo non sono tamponi, questi tamponi compaiono, addirittura poi non si capisce, vengono processati a Catanzaro perché pare, ma è tutto un pare qui, tutto un pare. Non c'erano i reagenti a Cosenza, insomma, signori, qui c'è bisogno di chiarezza, di serietà. Perché ci sono vite umane in mezzo a questa pandemia e c'è bisogno anche di tranquillità per la popolazione che è già angosciata di suo, costretta a vivere chiusa in casa, molti sono senza lavoro, c'è timore per i figli, i parenti sono rimasti in Nord Italia, è una situazione difficilissima questa e noi pretendiamo chiarezza, è una cosa tragicomica. Io cito Pasquale Festa Campanile, un maestro del cinema, un autore straordinario, un grande scrittore, cioè sembra una sua invenzione questa qui. Fanno dei tamponi dopo che una paziente risulta affetta da polmonite interstiziale con febbre alta, risulta positiva al coronavirus, fanno dei tamponi, dicono che sono 67 positivi, precipita nel caos tutta la Calabria, il governatore chiude come zona rossa una cittadina come Torano e poi ci dicono neanche 18 ore dopo che no, scusate ci siamo sbagliati, hanno fatto i tamponi loro di iniziativa, gliel'ha dati la protezione civile, poi l'hanno processati a Catanzaro, dobbiamo rifarli e l'ASP di Cosenza che era all'oscuro, almeno fino a un certo punto, di questa vicenda deve rintervenire. Ancora non abbiamo con precisione il quadro di quello che è successo in questa struttura privata. Allora, siccome le esperienze di Bocchigliero, sottolineo, Melito Portosalvo e soprattutto Chiaravalle, dove ci sono 21 morti tra i pazienti di Chiaravalle, ecco, ci insegnano davvero ad essere seri, cerchiamo di recuperare un minimo di normalità in questa storia che è tragicomica. Oggi hanno cominciato a fare i tamponi nelle RSA della provincia di Cosenza e l'ASP ha calcolato di farne 160 al giorno. Ma forse bisognava intervenire prima, Filippo, vero? Bisognava farle con qualche giorno d'anticipo. Ma mi pare evidente, io non lo so, ditemi se mi ascoltate però. Sì, adesso sì. No, riassumo in un secondo, le cose dette di Arcangelo e ribadite poco fa da Arcangelo. Qualcuno deve dare una risposta. Niente Filippo, abbiamo problemi di linea con te, non riusciamo... Ecco, adesso forse se non ti avvicini troppo forse riusciamo a... Ma io non mi avvicino, ecco, così va bene. Così va bene. Allora, questa storia dei tamponi di Villa Torano deve essere chiarita. Mi ascoltate perfettamente? Sì. Sì. Cioè, perché sono stati portati a Villa Torano e non all'ASP di Cosenza? Qualcuno deve rispondere, perché questa è un'anomalia senza precedenti. Non è possibile una cosa di questa natura. 2, secondo elemento che riguarda le case di cura. Alcune case di cura calabresi hanno preso le misure che tu dicevi, cioè a dire fin dall'inizio della pandemia
hanno praticamente chiuso le porte, non hanno fatto entrare più nessuno e soprattutto non hanno fatto uscire più nessuno, neanche il personale che è rimasto dentro. Le vicende invece drammatiche a cui noi facciamo riferimento, Bocchigliero, Chiaravalle e per ultimo Torano, testimoniano che c'è stato qualcosa che non andava. Ora su questo io credo che il Dipartimento debba intervenire, anche perché, cara Attilio e caro Arcangelo e cari telespettatori, nelle ultime ore è arrivata una notizia che non so se c'entra, ma potrebbe centrare. Perché si è dimesso il direttore sanitario dell'azienda Mater Domini di Catanzaro? Bene, abbiamo la telefonata, sentiamo, pronto? 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 Sì, prego. Buongiorno, Da dove ci chiama? chiamo da Paola. Prego. Senta, mi scusi, Temme certamente è quella più seguita in Calabria. Io vorrei fare una considerazione alla quale tengo moltissimo. Prego. Innanzitutto la vergogna di chiamare gli ospedali, e credo che sia solo l'Italia che chiami azienda sanitaria l'ospedale. Succede soltanto in Italia una cosa del genere, nemmeno in America, che è quella che naturalmente se non hai l'assicurazione si muore. Infatti è morto un ragazzo di 17 anni perché non aveva l'assicurazione, non è potuto entrare nemmeno in ospedale, ma lì si chiamano ospedali. Qui azienda sanitaria provinciale, azienda sanitaria locale e azienda ospedaliera. Una vergogna inaudita, inaudita. Si faccia, direttore, lei è uno molto sensibile a queste cose, ma com'è possibile l'azienda, il prodotto di questa azienda, qual è? Il malato. L'hanno chiamata azienda perché devono giustificare, ci deve essere l'amministratore delegato, il manager, che fa i conti, profitti, perdite. Da 20 anni qua siamo commissariati, non ne parliamo. Poi è la politica che dice ma noi dobbiamo assumerci le responsabilità, date mai più in mano ai politici la sanità calabrese. Siamo d'accordo. La sanità deve essere, innanzitutto dovrebbero togliere a tutte le regioni, ma dovrebbe essere, prego? Sì, non lo sto ascoltando. Mi fa piacere, io ero convinto che lei fosse d'accordo su questo. La pregherei di farsi portavoce, di eliminare questa... Grazie. Di eliminare la vergogna innanzitutto dell'azienda ospedaliera e si comportano come se fosse un'azienda con il malato che sarebbe il prodotto. Grazie. Sabato, guardi, faccia veramente un'opera. Ci proviamo. Grazie. Che la questione della sanità è chiaro che poi andrà analizzata bene, superata questa fase dell'emergenza. Arcangelo, bisogna mettersi davvero a tavolino e scegliere una soluzione migliore, perché così non può andare avanti. 20 sistemi sanitari in questo Paese non è possibile. Lo vedo anche dalla scelta, per esempio, dei sistemi, è una notizia di pochi istanti fa, delle piattaforme che servono per le rilevazioni IgG specifiche, quelle cioè sierologiche, e a un certo punto si dice che bisogna prevedere delle piattaforme presenti, un laboratorio in ogni regione, quindi manteniamo questa divisione. E un po' la cosa mi preoccupa, ma abbiamo la telefonata perché poi voglio sentire il vostro parere. Pronto? Buongiorno direttore, io ieri sera vi ho ascoltato e ho sentito il professore Bruno che diceva che non c'è immunità, non c'è niente. Allora noi cittadini come dovremmo vivere tutto questo periodo se si preoccupano solamente di fare una NAP per controllarci, invece di fare un vaccino, una cura diversa? Il vaccino penso ci stiano lavorando, signora, ci stiano lavorando e dovremmo averlo per l'autunno. Prego. Volevo intervenire pure per quanto riguarda la domanda che avete fatto l'altra volta alla Presidente Sandelli per quanto riguarda la Germania. Io dico solamente una cosa, perché la Germania già ha fatto quello che ha fatto tanti anni fa con i poveri ebrei e oggi ce lo fa ancora a noi italiani, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio.
Grazie signora. Arcangelo. Lasciamo perdere però le Breda. Ma i dubbi della signora li condivido, ha ragione, perché se noi non abbiamo una prospettiva, al vaccino si sta lavorando, ma non arriverà in tempi brevi. Speriamo di avere quantomeno una soluzione per tornare a un briciolo di normalità, perché, ripeto, le persone sono esasperate dall'impossibilità di lavorare, dall'impossibilità di uscire, dall'impossibilità di fare le cose minime, cioè una lunga passeggiata, è tutto vietato in questo momento. Allora la tensione cresce, proprio perché però c'è questa tensione, lo Stato nelle sue articolazioni territoriali, mi riferisco alle aziende sanitarie, mi riferisco alle aziende ospedaliere, deve mostrare il suo volto migliore, e non possono succedere cose come quelle accadute a Villa Torano, che sono solo una parte di tutto quello che succede, perché voglio pubblicamente lamentare cose che vengono segnalate al mio giornale, alla Gazzetta del Sud, ma anche a Tenne continuamente, cioè i ritardi. La gente chiede di essere sottoposta a tampone e non avviene subito, speditamente, come dovrebbe essere, anche all'interno magari di un nucleo familiare nel quale c'è un malato già positivo, quindi sarebbe normale operare subito. Quindi o manca il personale o mancano i tamponi, e quindi bisogna nell'uno e nell'altro caso intervenire con celerità. Beh, è chiaro, qui la questione dei tamponi è fondamentale, perché se no non si riesce ad uscire da questa situazione, anche perché Rez dice che il test sierologico non garantisce, non dà la patente di immunità, e giustamente, come diceva la signora, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo convivere, dobbiamo aspettare, dobbiamo fidarci solo dei tamponi, ma quanti tamponi ci vorrebbero per tamponare, uso questo termine, tra virgolette, tutti i cittadini? Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Prego. Buongiorno, io mi chiamo Rita, chiamo da Cosenza. Prego. Intanto faccio i complimenti per la trasmissione e ringrazio per lo spazio che ci date anche per avere una voce in tutto questo marasma. Saluto il dottor Badolato, che stimo tantissimo e seguo sempre. Una cosa che vorrei dire, in tutto questo le istituzioni dove sono? La Presidente Santelli, che ha finito, credo, di ballare la tarantella, di andare a braccetto con questo e con quell'altro, perché non viene in televisione a dare delle risposte? Perché dobbiamo farci una guerra tra poveri? Tra di noi ci facciamo le domande, ci diamo le risposte che non ci sono, risposte che non arrivano. E loro dove sono? L'amministratore della Villa Torano, il direttore, dove sono? Dove sono? Perché non danno delle risposte ai pazienti? Stanno giocando con vite umane di anziani che già erano provati di suo e adesso si ritrovano con questi problemi, di familiari preoccupati, di lavoratori che erano lì per guadagnarsi uno stipendio e si ritrovano magari ad essere ammazzati, letteralmente ammazzati da loro. Credo che debbano rispondere di reato. Grazie, grazie al suo intervento. Filippo. Sì, la signora si coglie una giusta esasperazione, perché io credo, per ritornare alla cosa che diceva la signora poco fa, noi dopo il 3 maggio qualche cosa bisognerà pur fare, perché è un po' complicato continuare in un'operazione di chiusura totale che non abbia, come dire, una prospettiva. Qui ci vuole serietà e chiarezza da parte delle istituzioni, da parte di tutte le istituzioni, a cominciare da quelle nazionali e a scendere fino a quelle regionali, che diano ai cittadini delle parole, se non di certezza, che è un po' complicato averne, me ne rendo conto, quantomeno di prospettiva, perché questa situazione che si trascina dai primi giorni di marzo non è possibile tirarla oltre i primi giorni di maggio, non soltanto dal punto di vista economico, cosa sulla quale io mi sto occupando negli ultimi giorni in maniera particolare, perché siamo in situazioni drammatiche in Italia, ma soprattutto in Calabria, ma anche dal punto di vista della tenuta proprio sociale, psicologica delle persone, che giustamente, e le telefonate che arrivano a te lo stanno a testimoniare, hanno raggiunto un livello di esasperazione molto forte. Se a questo si aggiunge le cose di cui stiamo parlando e su cui io voglio ritornare, perché questa storia di Torano non può passare in cavalleria, questa storia di Torano non può passare nella dimenticanza, bisogna che arrivino delle chiarezze, perché non è, torno a ripetere, non è tollerabile che i tamponi spediti da Torano a Catanzaro, poi da Catanzaro ritornano
non si capisce perché invece che all'ASP di Cosenza tornano a Torano. Ma dove siamo arrivati? No, li ha bloccati poi l'ASP perché era impossibile su 51 test fatti, 51 asintomatici positivi, cioè è una cosa, un evento mondiale, non era possibile. Sì, ma io voglio dire un'altra cosa. Ma abbiamo la telefonata, scusami Filippo, abbiamo la telefonata. Vai, Pronto? Vai. Sì, pronto. Pronto, prego. Vorrei sapere una cosa, dato che ci dicono sempre state a casa, noi siamo a casa dal 3 marzo e non siamo usciti da casa. L'altro giorno purtroppo mio figlio ha fatto due passi qua davanti a casa, gli hanno fatto un verbale di 280 euro, mi sembra. Come mai? Chi deve controllare non controlla veramente tutti? Se davanti a casa mia si passa la strada, no? E le macchine fanno un via vai continuamente, non lo so, chi li deve controllare? Non credo che questi hanno tutte emergenze. Lei da dove telefona? Lattarico. Bene, 280 euro di multa gli hanno fatto? Sì, per aversi fatto una camminata da casa mia a arrivare a 200 Era a piedi o in 200 macchina? metri. A piedi o in macchina? A piedi. A piedi, grazie. Da solo per giunta. Arcangelo. Guardate, io non sono per nulla d'accordo con questo stato di polizia, non sono d'accordo con questi metodi, lo dico chiaramente, ho tantissimi amici, ho vissuto tutta la mia vita in mezzo a amici carissimi che fanno il lavoro di investigatori, ma non si può vivere in uno stato di polizia, cioè bisogna trovare il garbo per fare le cose, cioè si può fermare un cittadino, chiedergli dove sta andando, invitarlo se ha sbagliato a tornare a casa, ma massacrare la gente, sto vedendo volare elicotteri, ma che stiamo giocando qui alla caccia ai narcotrafficanti o stiamo cercando di... Che cos'è questa cosa? Cioè io credo che lo Stato debba avere in un momento così difficile, con la gente che sta soffrendo, che sta impazzendo chiusa in casa, che sta impazzendo perché non riesce a lavorare, che sta impazzendo perché non ha soldi, perché è tutto un problema fare qualsiasi cosa, anche andare in farmacia per prendere una medicina. Allora lo Stato deve avere un volto amico e io so che i vertici delle forze dell'ordine italiane raccomandano di avere il garbo giusto. Non esageriamo. Ho visto droni, ma qui sembra un gioco. Cioè cos'è questa cosa? Dobbiamo far osservare delle regole, con garbo chiedere ai cittadini di farle osservare, redarguirli se necessario, ma se già qui non c'è da vivere, se voi fate, sto sentendo la quarta volta che riceviamo telefonate di gente che prende verbali di 280 euro, di 500 euro, signori, ma questo è un momento nel quale dobbiamo, per carità, far osservare le regole, ma con un po' di garbo. Ma non ci sono i soldi, non è possibile. Non ci sono soldi disponibili. La telefonata di 2 giorni fa, se la memoria non mi inganna, aiutami Arcangelo, ci parlava di 900 euro, multa di 900 euro. 900 sono state euro. multate. Vi aggiungo che un signore di via Panebianco, di cui non posso fare il nome, multato di 570 euro perché è beccato alle 7:30 del mattino sotto casa sua che andava in bicicletta. Ora io dico, non è solo questione di garbo, è anche questione di buonsenso, perché sono tutte le cose all'italiana. Perché se bisogna fare dei numeri, cioè a dire in una giornata bisogna fare 100 denunce, 100 verbali, allora questo non va bene. Cioè bisogna fare le cose con un minimo di senso, come dire, pratico, ma anche sapendo raccogliere tutto quello che sta accadendo in questi giorni. Io mi domando e dico, com'è possibile che fai una multa a uno beccato alle 7:30 del mattino sotto casa tua in bicicletta? Ma quale motivo c'è? Vi faccio una domanda, ma secondo voi la Calabria è pronta ad aprire tutto il 4 maggio? Cominciamo da Arcangelo. No, credo di no, non è pronta, però è una regione, ecco perché dico, abbiate un po' di garbo con la gente, è una regione che sta osservando le distanze sociali, le cose, cioè voglio dire, bisogna prepararsi ad una normalità controllata, non lo siamo pronti perché ancora non sappiamo, non conosciamo la misura dell'epidemia, perché sono, come dire, errori marchiani, poi i dati che abbiamo noi, che raccogliamo come le formichine attraverso tutti i nostri collaboratori, paese per paese, io parlo del mio giornale, di Gazzetta e di Tenne, no? Poi sono diversi da quelli che dà la regione nel pomeriggio alle 5, quelli sono indietro spesso, cioè
non siamo pronti, però... Il dato calabrese non lo conosciamo effettivamente. Conosciamo, diciamolo chiaramente, non lo si conosce. Sappiamo solo parzialmente quello che c'è e molte volte dobbiamo faticare, e non poco, a trovare altre situazioni che magari non compaiono nei bollettini ufficiali, ma la gente deve sapere come stanno le cose realmente, perché ci dobbiamo difendere, e come ci difendiamo? È vero quello che dici tu, però c'è un dato che, scusa, è vero, noi non conosciamo la situazione, però il dato che ci dovrebbe allarmare e che invece secondo me noi dobbiamo tenere sempre nel conto è che i ricoveri in terapia intensiva, al di là se il numero dei contagiati sia quello che ci viene trasmesso tutti i giorni alle 5 o meno, non lo so, però il dato dei ricoveri nelle terapie intensive quello è. Il dato dei ricoveri in terapia intensiva non è allarmante al momento, quindi questo è il dato di fatto. Dopodiché Arcangelo ha ragione, è certo che noi non siamo pronti, però io aggiungo un'altra cosa, che il rispetto delle regole che c'è stato in Calabria, questo bisogna dirlo con chiarezza, anche in maniera, come dire, con un po' di orgoglio, consentitemi di dire questo, è molto più alto rispetto a quello che si aspettava e anche molto più alto rispetto ad altre zone d'Italia, perché fra sabato, domenica e lunedì di Pasqua, tanto per capirci, nelle nostre bellissime zone di mare e di montagna non c'è stata quella schifezza che c'è stata a Cortina d'Ampezzo oppure nelle località di mare vicino Milano, la Lombardia e Trieste. Questo bisogna dirlo. Quindi il rispetto più o meno c'è, e se questo rispetto c'è stato, stride ancora di più con l'atteggiamento che viene attuato di, come dire, di stato di polizia, come l'ha definito Arcangelo poco fa, di stato di polizia, però perché così non va bene. Però Filippo, il riferimento sul fatto se siamo pronti o no era proprio legato alla mappatura complessiva del fenomeno in questa regione. Ma non lo sappiamo, non è completo, ma dobbiamo, ho capito, ma dobbiamo saperlo però. I cittadini devono sapere come stanno effettivamente le cose, a che livello è la diffusione del virus in questa nostra regione. E quello è fondamentale, quello è l'elemento centrale per poi decidere la fase 2, la fase 3, la fase 4. Noi adesso dobbiamo arrivare ad avere, come dire, una conoscenza precisa del fenomeno. Ci fermiamo alla pubblicità tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo in diretta, abbiamo tante telefonate, quindi consentitemi, diamo la precedenza a questa telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, dottor Sabato, io chiamo da Mendicino. Prego, signora. La seguo da quando è iniziata la quarantena, mi complimento ovviamente per la trasmissione. Buongiorno anche a lei, dottor Badolati, e al signor Filippo. Allora, concordo con lei nel dire che ci dovrebbe essere più chiarezza per quanto riguarda la comunicazione dei dati reali ai contagi e ai positivi, ma purtroppo si sa che quando c'è in gioco il potere, l'insabbiamento è la prima cosa, come è successo col paziente 1, che voi siete stati i primi a dare con tanto di protocollo, eccetera, eccetera, il referto relativo al paziente 1, che poi ovviamente è stato insabbiato. Mi ricordo che il dottor Badolati ha richiesto anche l'intervento della magistratura, a questo punto mi auguro che intervengano. E poi per quanto riguarda la fase 2, secondo me se ci sono le ristrettezze giuste sarebbe anche il caso, perché ci sono operatori commerciali che stanno morendo per questo discorso. Magari completamente d'accordo. Il Premier poteva farlo a zone, perché non tutta Italia è così, noi non abbiamo una regione, noi non viviamo in una regione come la Lombardia. Per esempio come si chiama? L'ospedale da campo a Cremona hanno detto che adesso non ne valeva la pena, quindi voglio dire... In Calabria non si farà più, Non si farà più, però i fondi sono stati stanziati. Ora, un altro esempio, protezione civile, come è successo con questi 200 tamponi che si sono trovati, tutti lo sappiamo il motivo.
è inutile girarci intorno, ovviamente per querele non lo diciamo, però 2 più 2 fa 4, la matematica non è un'opinione. Come la stessa cosa la protezione civile, senza accusare nessuno, per carità, io mi rivolgo alla protezione civile nazionale, sono stati mandati all'ospedale di Paola, dove ci sono 4 contagiati, materiale, kit di presidio di protezione non omologati per i contagiati. Ma l'abbiamo denunciato, se lei ci segue ha Sì, visto. l'ho sentito, voi siete stati gli unici e adesso i contagi vanno avanti, come io presumo andranno avanti quelli per il paziente 1, credo di no, spero di no, ma credo di sì. No, al momento da quell'area, lei parla di Cetraro, non abbiamo... Paola, il paziente 1, lei parlava del paziente 1. Sì, il paziente 1 che è stato Cetraro. Ovviamente come... Sì, il Cetraro che poi è stato dimesso da Cosenza e poi è rientrato di nuovo come positivo. Però non abbiamo notizie... No, ma io dico... Spero di no, spero che non succeda nulla. Ci auguriamo. Ci auguriamo. Poi il fatto che è stata ieri montata quella bufala a discapito del tecnico che ha elaborato i tamponi non è corretto, perché tutti sappiamo che in ospedale stanno facendo turnover da impazzire. Quindi io dico, prima di montare le bufale, un attimino signori, come avete detto voi prima, qui ci sono in gioco delle vite e di quelli dei presidi sanitari. D'accordo con quello che sta dicendo, perfettamente d'accordo. Poi un'altra cosa, e poi chiudo perché so che ci sono tante telefonate. Voi avete detto prima, e su questo io non concordo, per quanto riguarda le forze dell'ordine. Però le forze dell'ordine bisogna anche vedere quello che viene detto, bisognerebbe sentire le 2 campane, perché noi vediamo anche immagini dove inveiscono contro le forze dell'ordine quando vengono Ma non ha fermati. detto questo però Arcangelo, adesso glielo faccio ripetere. Sì, l'ho sentito, però magari più parti hanno detto magari no, perché dovrebbero intervenire. I soldi non ci sono, ma le regole purtroppo vanno mantenute. Poi ripeto, bisogna vedere nei posti di controllo, quando vengono fermate le persone, dall'altra parte come si reagisce. Bene, non grazie. ci dimentichiamo, grazie a voi e buon proseguimento. Grazie signora, grazie. Arcangelo, rispondere tu alla signora. No, sono d'accordo su tutto, impediremo qualsiasi insabbiamento, lo stiamo facendo con un lavoro quotidiano tra mille difficoltà, perché qui poi nessuno vuol dare le informazioni giuste, si danno sempre informazioni a metà, non siamo tranquilli, ma noi siamo bravi giornalisti, i calabresi giornalisti, io dico tutta la categoria, quindi le notizie escono fuori lo stesso e le pubblichiamo ogni giorno, quindi non ci spaventa questo. Sulle forze di polizia no, assolutamente, io ripeto, ho tantissimi amici che operano da 30 anni, però è importante avere un attimo di garbo, cioè si può, vista la situazione di tensione proprio che c'è, psicologica in ciascuno di noi, ecco, un po' di garbo quando si fanno le cose, si può redarguire qualcuno, si può invitare a mantenere un atteggiamento più consono alle regole che sono giuste, dobbiamo osservare, senza fare esagerazioni, fare tutte queste cose. Io le ritengo, vi dico la verità, ma dovrei non dirlo, ma lo dico perché voglio essere onesto fino in fondo. Io questa esagerazione di elicotteri, di droni che girano, cioè a me sembra una cosa veramente... Queste cose vanno fatte con i latitanti, con i narcotrafficanti che portano centinaia di chili di cocaina da un posto all'altro nella nostra regione, non con la gente che esce da casa, il pensionato disperato va a fare la spesa. Non c'è bisogno di fare queste cose, bisogna fare i controlli giustamente, usare il garbo necessario come raccomandano i vertici nazionali delle forze dell'ordine. Questo lo so per certo, i vertici nazionali raccomandano misura, buonsenso, come dire, un po' di garbo nei controlli, non esageriamo. Allora, parlavamo prima, mi pare Filippo parlava prima della terapia intensiva, degli ospedali e così via. E allora bisogna chiarire un punto. Noi dobbiamo impegnarci perché la gente non arrivi al punto da utilizzare la struttura ospedaliera, perché sappiamo che abbiamo delle difficoltà come regione, quindi dobbiamo proteggerci, combattere, seguire, stanare il virus, chiamatelo come volete, ma fuori dagli ospedali. Dobbiamo fare in modo che le persone che sono asintomatiche, sono a casa, vengano curate a casa. I posti di terapia intensiva attualmente in Calabria sono all'incirca 170,
cosa più, cosa meno, perché anche qui il numero varia a secondo delle fonti che ti danno l'informazione. 130, 150, 170, non si capisce bene. Al momento i posti occupati sono 18, 20 di terapia intensiva, adesso non ricordo bene il dato, però ecco, dobbiamo evitare di arrivare in ospedale, dobbiamo fare in modo che ci sia una barriera, che ci sia un'organizzazione tale da consentire ai cittadini anche di curarsi in casa, senza fare in modo che poi i primi sintomi sfocino nella malattia conclamata, quindi con tutte le problematiche che abbiamo ascoltato in questi giorni, che abbiamo imparato a conoscere. Ecco, intervenire prima. Per far questo ci vuole la sorveglianza attiva, ci vuole un intervento medico attivo prima, il presidio dei medici di base, delle guardie mediche, insomma tutti devono essere attrezzati. E qui torna il discorso poi degli strumenti che i nostri medici di base devono avere, cioè i sistemi di protezione, perché se no non viene nessuno a casa a visitarci, se il medico non è munito di tutti i dispositivi di sicurezza. E chi viene a rischiare? Nessuno. Allora bisogna cominciare da lì, ecco, quello è il primo presidio vero. Noi da lì dobbiamo partire. L'ospedale è l'ultimo stadio. Ecco, dobbiamo evitare di portare i pazienti ricoverarsi nelle strutture ospedaliere. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Elena. Prego. Volevo un attimo condividere prima di tutto le ultime battute che lei ha espresso in merito alla una sorta di prevenzione per evitare di finire in ospedale, ma proprio riguardo a questo dico, noi ce la stiamo mettendo tutta, così come qualcuno prima diceva. Assolutamente sì. Ce la stiamo mettendo tutta, però poi sono gli altri ad ammazzarci. Lei capisce bene che se un mio familiare lavorava nella Villa Torano, tutto il sacrificio che io ho fatto finora è giusto. lo avrebbe vanificato. Ma tutto perché? Perché è lì che non ci sono i controlli. I controlli che fanno su strada, che per confermare quello che dice il dottore Badolato, a volte sembrano una punizione, ma una grave punizione e un eccesso anche di abuso di potere da parte delle forze dell'ordine, non di tutti, ma molto spesso sembra solo questo. Quei tipi di controlli dalle giuste autorità andrebbero fatte nei posti che possono rivelarsi come focolai, come questo che è successo e come in tanti altri casi. A noi poveri cittadini credo che ognuno è responsabile della propria e dell'altrui salute. Una passeggiata sotto casa, lo dicono anche tutti i psicologi, non può che essere salutare. La passeggiata in bicicletta alle 7 di mattina, in isolamento, nessuno, io non ho contatti con nessuno e via dicendo. E comunque il motivo della telefonata era un altro, era più che altro chiedervi cosa ne pensate a proposito di quelle sfortunate persone che sono ancora rimaste al nord e che gli viene ancora tutt'oggi impedito di scendere. Grazie. Penso che è una vicenda che penso che avete seguito, ci sono state un sacco di interviste anche in TV, delle lettere diffuse, appelli di genitori, di lavoratori che sono lì senza ormai lavorare e senza un soldo per pagarsi un mantenimento. Bene, grazie. Rispondiamo. Filippo, parti tu. Sì, che cosa la signora credo che chiedesse che cosa ne pensiamo di questa vicenda delle persone rimaste al nord. Là purtroppo è intervenuta un'ordinanza del governo che ha bloccato tutto, ha bloccato noi, ha bloccato anche loro. È evidente che c'è un malessere, anche qua bisogna usare dei termini, voglio dire, consoni. È giusto che si rispettano le ordinanze, ma voglio dire, il nostro affetto, ognuno di noi ha parenti che sono rimasti a Milano, a Bergamo, a Brescia, a Torino, e quindi bisogna avere, come dire, un minimo di pietas nei confronti di queste persone e nei confronti di tutti i familiari. Anche qua ci vuole garbo e senso di misura per usare delle espressioni. La fase 2 e ti dico questo perché proprio mentre noi parlavamo io controllavo le agenzie. Secondo me la cosa più assurda è questa che ha lanciato poco fa il presidente della regione Lombardia, Fontana, che parla di una via lombarda alla libertà, che non ho capito che cosa significa via lombarda alla libertà. Qua bisogna stare attenti, bisogna stare attenti perché una riapertura deve essere
magari graduale, ma gestita in maniera esatta, in maniera corretta, perché non vorrei che poi noi ci ritrovassimo in situazioni ancora più drammatiche di quelle che abbiamo vissuto, se c'è, come dire, un allargamento senza alcun criterio di tutto. Questa è la mia opinione. Bene. Consentimi poi di chiudere una cosa con un ricordo di una persona che è scomparsa questa mattina in Spagna, che è lo scrittore Luis Sepúlveda, al quale credo molti di noi erano legati. Bene, abbiamo una telefonata, pronto? Sì. Pronto, prego. Pronto? Sì. Noi la sentiamo. Sì, buongiorno. No, volevo dire una cosa. La Santelli dice che dobbiamo uscire con le mascherine. Sì. Come ha detto ieri quel signore che leggeva i titoli del giornale, non mi ricordo come si chiama, la mattina. Sì, vada avanti. Dobbiamo uscire con le mascherine. Perché non alza le chiappe e va a girare alle farmacie? Le mascherine che costano €1 le vendono €7. Bene, grazie alla denuncia. Arcangelo. Ha ragione, anche qui, fate questi controlli, verificate queste cose. Questa speculazione sembra il contrabbando della penicillina che scoppiò, diciamo, nella fase di interregno, no? Durante la seconda guerra mondiale, tra il 45, il 43 e il 45, poi andò avanti, diciamo, sino al 48, che consentì a tantissimi faccendieri, poi mafiosi, di fare dei soldi. Non si può speculare sulla vendita dei guanti, del gel igienizzante, delle mascherine, cioè speculiamo sulle difficoltà della gente, sull'angoscia della gente. Non è solo contro la legge, è totalmente immorale. Ecco, chi fa queste cose è un immorale, cioè non può fare parte di una comunità civile, e ci sono tanti che stanno facendo queste cose. Quindi io accolgo la segnalazione di questo nostro telespettatore e invito a fare gli adeguati controlli. Qui sì i controlli, qui sì le sanzioni, qui sì la severità. È certo che abbiamo bisogno di tante mascherine, perché se dobbiamo uscire ogni giorno con le mascherine ci vogliono milioni di mascherine. E io credo che in qualche modo qualche istituzione dovrà farsi carico, perché i cittadini già sono gravati da una crisi spaventosa. Se poi devono provvedere, penso a una famiglia di 4 persone che deve comprare 4 mascherine al giorno, utilizzare 4 mascherine al giorno perché dopo 4-5 ore bisogna sostituirle, insomma comincia ad essere una voce di spesa non sostenibile. Quindi in qualche modo va trovata qualcosa, va trovata una soluzione. Qualche istituzione deve intervenire in questa direzione e fornire ai cittadini le mascherine, perché se tutti dobbiamo girare proteggendoci la bocca, il naso, qualcosa dobbiamo. In agosto non possiamo andare con la sciarpa, come diceva qualcuno, mettetevi la sciarpa in faccia e uscite, ma esci tu a 50 gradi all'ombra con la sciarpa. Giusto che i cittadini devono essere muniti di mascherine, non possono comprarle tutti i giorni mascherine, qualcuno deve farsi carico. Pronto? Pronto? Prego. Posso intervenire? Prego. Senta, intervengo per dire questo. Secondo me si sta perdendo molto tempo. I tamponi vanno fatti a tutta la popolazione italiana, anche a costo che il cittadino che ha una pensione, paghi qualcosa, lei dice, superiore a 1.000 euro, se lo paga da solo, e quelle che hanno uno stipendio inferiore o una pensione inferiore a 1.000 euro ce li paga lo Stato. È una cosa necessaria ed indispensabile per poter mappare tutta la popolazione, che significa in pratica salvare delle vite, e ridurre anche i costi, se vogliamo, perché anche i dispositivi di protezione individuale verrebbero dati soltanto a quella parte della popolazione che ne ha effettivamente bisogno. Si possono riprendere tutte le attività produttive. Ecco, questo era quello che... Bene, grazie. Il contributo che volevo portare, giusto perché mi rendo conto che ancora una volta siamo arrivati al 16 di aprile e si parla che il 4 di maggio dovremmo riaprire, ma qui dal 16 al 4 di maggio il tempo è breve e non
e non ci si muove, non si cerca di snellire e accelerare questi benedetti tamponi che potrebbero essere veramente la panacea di tutti i mali. Bene, grazie. Faccio rispondere Filippo, perché poi Filippo deve salutarci. Sì, così... vi saluto. No, io volevo dire una cosa, hai detto una cosa fondamentale, però, è molto fondamentale, cioè a dire che le persone devono essere messe in condizione di potersi difendere. Allora, la questione delle mascherine, sollevata dalla telefonata, ripresa poi da te, è centrale. Dato che c'è un'ordinanza del Presidente della Regione che obbliga all'uso delle mascherine, è una cosa quantomeno, voglio dire, indecente, e peso le parole per non dire altro, che le mascherine non si trovino, perché non si trovano nelle farmacie. Dove si trovano sono a prezzi esorbitanti, perché sono quelle cifre che tu hai detto. E com'è possibile che le famiglie possano avere questo? Io mi auguro che si arrivi a quanto è già successo, ad esempio, in altre regioni. Uso il paragone della regione Toscana, dove sono arrivate a tutti i cittadini residenti nelle varie città della regione una lettera a famiglia con 2 mascherine. Dopodiché, ovviamente, le altre vengono acquistate, quelle che siano. Ma se io giro in questi giorni per fare la spesa, per andare in farmacia, per altre esigenze, molte persone non rispettano l'ordinanza del Presidente della Regione perché non hanno la mascherina e perché non riescono a trovarla. Questo è un punto fondamentale su cui io credo dobbiamo insistere. Grazie. Saluto te, saluto ad Arcangelo e a tutti i telespettatori. Grazie Filippo. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Prego. Posso parlare? Sono Roberto, io chiamo da Cosenza, sono un semplicissimo cittadino. Prego. Volevo dire una semplice cosa, anche se credo che sia quasi scontata, no? Ma la regione, no? È inutile che ci gira intorno. Basterebbe fare il copia e incolla della regione Veneto, nel senso che si dovrebbero fare le indagini sierologiche in maniera tale che si riesce a capire chi più o meno è immune oppure non prenderà il virus e metterli giustamente tutti da una parte. Secondo me, secondo il mio modo modesto di vedere. E noi su questo stiamo battendo da più giorni, su questo, ma attraverso quale percorso, quale passaggio? Bisogna fare tamponi, che bisogna fare? No, i test test sierologici, a questo punto non servono a nulla. I test bisognerebbe fare un'indagine ematologica, a mio parere. Però se lei segue il dibattito in corso, non tutti gli scienziati sono d'accordo su questa pratica, perché la ritengono alcune volte non sufficientemente, come dire, rivelatrice. Sì, non è un'indagine che screma al 100%, però abbiamo un'informazione, quantomeno abbiamo un'informazione di quello che è il nostro corpo e di come andrà a reagire eventualmente. Bene, questa grazie. è una cosa molto importante. Grazie, Arcangelo. No, io condivido le osservazioni. La gente, ecco, ci dice quello che pensa e i contributi sono più che logici. C'è chi si lamenta di alcune cose, c'è chi ne suggerisce delle altre. Questa storia del test serologico, dell'esame serologico, è, come dire, una storia che, per esempio, il sindaco di Belvedere nell'Alta Calabria sta sviluppando con relativo successo. Credo che tra l'altro i costi sarebbero molto contenuti, farlo dopo tutto non potrebbe determinare aspettative sbagliate, offrirebbe un minimo di risultato, se poi sia scientificamente in assoluto un risultato credibile o meno, questo toccherà poi alle commissioni che sono state nominate, no? Anche nella Regione Calabria. Ma noi quante volte lo stiamo chiedendo, Arcangelo, ogni qualvolta abbiamo la possibilità di ospitare i maggiori esponenti del panorama scientifico nazionale che hanno frequentato questa trasmissione, e di questo siamo grati a chi ha voluto accogliere il nostro invito. Quante volte stiamo ripetendo questo, ma non troviamo mai questa risposta secca, decisa, concreta, che ci dia un'apertura verso questo percorso. Io voglio sottolineare però una cosa, cioè c'è una tale confusione. Se succede, no, che vengono fatti in una clinica privata, in una casa di cura privata, 67 tamponi di iniziativa da parte della casa di cura privata, con tamponi che fornisce la Protezione Civile, e dopo 18 ore
da quando viene comunicato un risultato incredibile di 67 positivi, si scopre che quei tamponi non erano stati fatti bene, si tira fuori questa storia del presunto quanto avrebbe cagionato la contaminazione e si dice che bisogna rifare i tamponi, ma voi pensate che siamo in grado di fare un'analisi, un esame sierologico di tutta la popolazione? Cioè, se qui non c'è una raddrizzata dal punto di vista della serietà operativa, delle scelte da fare, è una buona idea fare l'esame sierologico, ma non so se siamo in grado di realizzarlo. È durissima, è durissima. Pronto? Pronto? Prego. Salve, io ho chiamato poco fa quando mi riferivo al fatto dei rientri dal nord, dei pochi sfortunati rimasti. Forse non mi sono spiegata bene. No, adesso le rispondiamo, signor. Sì, le rispondiamo No, perché il signor Filippo, che forse mi spiace, ha già dato via, diceva che c'è un'ordinanza della Presidente Santelli. Sì, assolutamente. Nessuno vuole vietare quell'ordinanza, ma nel rispetto di quell'ordinanza, nel rispetto di tutte le regole che il caso richiede. Condivido questo che si dice. Le opportune quarantene, tutto quello che ne deriva. Però non penso che mio padre, che si trova lì ad aver perso il lavoro, deve continuare a restare lì perché la Presidente Santelli ha deciso così, senza un minimo di spiraglio. Non so, noi ieri nel corso del nostro telegiornale abbiamo ospitato il grido d'allarme di un giovane calabrese che si trova lì a Milano, ha perso il lavoro. Il ragazzo di Cetraro, e non sa più come sbarcare il lunario, e ha chiesto a tutti di mettersi d'accordo, di trovare un corridoio sicuro che garantisca tutti, però dice fatemi rientrare perché non ce la faccio più. Esatto, ma non vogliono rientrare così come sono rientrati, seguendo le regole, secondo le regole, scaglionati per regione, per provincia, come vuole. Ma io vorrei sapere, ma si è messa al lavoro da questo punto di vista la Presidente Santelli? Grazie. Ma l'ha valutata questa ipotesi? O che cosa sta aspettando? Allora, dobbiamo aspettare per il vaccino, dobbiamo aspettare per i test seriologici, dobbiamo aspettare per quelli che devono scendere da noi, cioè stiamo aspettando solo di morire. Grazie. Arcangelo. Io sono d'accordo con la signora e sono scandalizzato dal razzismo al contrario che è stato fatto in Calabria da noi stessi contro i nostri fratelli che sono andati per lavoro o per studio in altre regioni. Contro di loro abbiamo puntato il dito dicendo che la colpa era la loro se era arrivato il virus. Non sono discorsi da fare perché sono superficiali, assolutamente generici, e non può farli questi discorsi un calabrese che vive in una regione che ha pagato nell'ultimo secolo e mezzo un prezzo altissimo all'emigrazione. I nostri fratelli, intendo per fratelli, i nostri corregionali, i nostri padri, i nostri zii, i nostri figli che stanno fuori hanno il diritto di tornare nella loro terra devono tornarci osservando le regole, di sottoporsi a quarantena, di stare sotto il controllo medico, ma hanno il diritto sacrosanto di tornare nella loro terra e devono sapere che la loro terra li ama, che non è vero che li colpevolizziamo, noi li amiamo. Questo è il messaggio che deve venire dai calabresi, che hanno patito l'emigrazione. La gente che è andata fuori non è andata per giocare, è andata a trovare lavoro, è andata a specializzarsi nelle università, magari migliori di quelle del sud, ha cercato di fare delle cose per la propria vita, per migliorare la propria condizione. E questa gente ha il diritto di tornare a casa e noi dobbiamo accoglierla, invitandola a seguire le regole. Questo razzismo strisciante, ve lo dico con grande chiarezza e sincerità, mi lascia basito, non appartiene alle corde, al gene culturale della nostra regione. C'è una notizia che dopo mandiamo la pubblicità, un attimo Arcangelo, i test sierologici per la rilevazione degli anticorpi di SARS-CoV-2 saranno utilizzati nella campagna nazionale su 150.000 italiani e potranno essere, secondo quanto dice questo tech d'agenzia, anche più di uno. Si attende a breve il bando, ovvero una call pubblica alla quale le aziende potranno rispondere per essere selezionate
a patto che i test sierologici proposti rispondano alle caratteristiche che saranno indicate. La campagna nazionale potrà coinvolgere successivamente anche un numero maggiore di cittadini. Quindi, se tanto mi dà tanto, in Calabria forse tra un mese potremmo utilizzare i test sierologici, perché prima li sperimenteranno l'area della Lombardia e del Veneto e poi da noi qua giù. Vabbè, è sempre così. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in diretta, Arcangelo, andiamo verso il rush finale. Ti convince questa cosa dei test sierologici che adesso verranno? No, abbiamo una telefonata prima. Pronto? Sì, pronto. Prego. Allora, io mi chiamo Pasquale. Prego, prego. E volevo dare il mio piccolo contributo anche a questa trasmissione. Prego. Allora, sì, sono d'accordissimo per le mascherine, ma anche per bisogna incominciare a pensare alla disinfestazione delle strade, dei vicoli. Io nel camminare stamattina sono andato a fare un po' di spesa e ho visto sui marciapiedi guanti... Da dove chiama, scusi? Da Cosenza. Da Cosenza. Sì, guanti buttati sui marciapiedi, sono quelli veicoli anche per le infezioni, credo, no? Assolutamente sì. Incominciamo a vedere pure la disinfestazione delle strade. Ho notato nelle varie trasmissioni che provenivano dalla Cina che le strade loro mattina e sera buttavano disinfestanti. Sì, ha ragione, ha ragione. Zero. Incominciassero a partiamo veramente... partiamo da qui. Grazie. Arcangelo, bisogna partire anche da questo, no? Tenere più pulite le nostre città, le nostre strade, utilizzare disinfettante, fare qualcosa, insomma, no? Perché anch'io ho visto queste piccole montagne di guanti buttati lì, dalla gente che mai le ha utilizzate, è andata al supermercato, è andata a comprare, è andata a fare altre scuole, altre commissioni e poi li butta per strada. Sì, non c'è dubbio. Beh, questi sono, diciamo, sistemi per mantenere l'igiene pubblica che sono assolutamente importanti, certo hanno una rilevanza, comunque un'incidenza relativa sul virus, ma i cittadini fanno bene a segnalare tutte queste cose, perché in questa fase, ripeto, sembra un mantra, ma ve lo devo ripetere, lo ripeto anche a me stesso, in questa fase così grave di pandemia, 4 morti nell'Alta Calabria in 4 giorni, malati dappertutto, in tutta la regione, eccetera. Bisogna essere seri, fare le cose bene in tutti i settori, compresa come dire, il mantenimento dell'igiene urbana. Mi pare una scelta, come dire, giusta, quella della polemica sottile e garbata del nostro telespettatore. Arcangelo, questa questione legata alla pulizia delle strade è una domanda ricorrente, la troviamo spesso anche nel corso delle nostre lunghe chiacchierate, arrivano messaggi, mail, WhatsApp di cittadini. Dovremmo sapere dai sindaci se si sono attrezzati per agire in questa direzione, perché i cittadini poi sono attenti, dice ma noi stiamo a casa, non ci muoviamo, osserviamo tutte le regole, però poi anche le strade devono essere pulite, ci deve essere disinfestazione spesso per le strade della nostra città, le nostre piazze, i nostri quartieri. Pronto? Sì, pronto. Prego. Posso parlare? Prego, da dove ci chiama, signore? Allora, io volevo chiedere, per le mascherine, no? Sì. Se le volessi fare da sola, 3 strati di cotone potrebbero bastare per... Io lo chiedo sì, signore, lo chiedo all'esperto perché... No. Lo chiedo all'esperto, ad Arcangelo, che è un esperto di mascherine con 3 strati di cotone. Arcangelo, tu che ormai hai fatto uno studio su queste mascherine.
No, non è, voglio dire, le assicurano una protezione minima, nel senso le mascherine che dovrebbe procurarsi sono quelle FP2, FFP2, insomma delle mascherine un po' più, però possono esserle utili negli spostamenti. Comunque, siccome suggeriscono anche di utilizzare le sciarpe, è chiaro che se lei si fa una mascherina alla fodera con appunto fodera il cotone con della stoffa, comunque una forma di resistenza la offre. Certo, si tratta, come dire, di mascherine fai da te, ma posso anche capire una scelta del genere perché non tutti hanno i soldi per comprare una mascherina al giorno, quindi visti i costi, perciò è anche normale che la gente si adegui. Certo, più ci si protegge, signora, meglio lo si fa e più si sta tranquilli, perché il problema è proprio quando si entra in contatto con gli altri, non quando si cammina da soli, perciò certe cose non hanno senso. E tu multi uno alle 7 di mattina che cammina da solo, cioè, che vuol dire? È un'azione inutile fatta su un cittadino che non sta facendo nulla di male. Parliamoci chiaro, torniamo al discorso dei controlli di prima, al garbo che bisogna avere. Ma bisogna la telefonata, pronto? Pronto? Sì, prego, da dove ci chiama? Cosenza. Prego. Senti, a me questo virus mi sembra un po' strano. Strano nel senso perché Carlo d'Inghilterra, Boris Johnson, Zingaretti sono guariti in un botto. Non riesco a capire perché la povera gente muore. Boh, non lo so. Ma il sistema immunitario è diverso da individuo a individuo, può darsi che in uno sia più forte e riesca a superare la crisi, in altri è meno forte e soccombe. Può essere questa una spiegazione. A me perché poi strana, carissimo direttore. Come? Comunque, buona serata. Grazie. Arcangelo, dipende dal sistema immunitario. Non è sbagliato tutto quello che dice, anzi fa un'osservazione logica. Certo, Boris Johnson poi viene ricoverato nel miglior ospedale inglese con i migliori specialisti, tra l'altro uno specialista che l'ha curato è proprio calabrese. Pensate l'ironia della sorte e la grandezza della nostra gente, forse uno dei più grandi scienziati, un ragazzo molto giovane, esperto in terapia intensiva. Zingaretti, segretario del PD, sarà stato assistito dal meglio dal meglio della medicina italiana. La collega Lucia Annunziata, c'è il coronavirus, è stato ricoverato allo Spallanzani, che è l'eccellenza in assoluto nel nostro paese. Dobbiamo augurarci, ecco che cosa vuole dire il nostro caro telespettatore, dobbiamo augurarci che la sanità pubblica garantisca livelli minimi di assistenza e adeguata preparazione anche nei confronti delle persone normali, diciamo, una volta si diceva della povera gente. Io mi auguro che questo avvenga, abbiamo certo... Però non è sempre così, Arcangelo, non è sempre così, perché magari alcuni trattati con i farmaci sperimentali il fisico risponde meglio e superano la crisi, altri trattati sempre con gli stessi farmaci sperimentali soccombono purtroppo, cioè alla malattia. È strano questo virus perché non lo si riconosce. Oggi leggevo la CNN che lancia questa idea dell'intelligence che sta indagando perché immagina che sia stato creato in laboratorio questo virus. O se hai letto questo lancio d'agenzia della CNN? No, e qui mi sembra un gioco delle parti. Capito? Gli americani stanno scaricando sui cinesi Wuhan la responsabilità del virus. I cinesi pensano e mezzo mondo pensa esattamente il contrario, cioè sono stati gli americani per inguaiare la Cina. Io non lo so, adesso vedremo più in là. Ci vorrà Carré, forse come scrittori importanti. Ci vorrà del tempo. Pronto? Sì, pronto. Prego. Io volevo sapere, noi poveri operai che siamo bloccati qua in casa, quando è che possiamo andare a lavorare? Grazie, questa è una buona giornata. Questa è una bella domanda. E quando si potrà andare a lavorare? Penso che se tutto andrà secondo i programmi nel 4 potranno riaprire un po' di attività, certo, con la cautela, seguendo le indicazioni. Non faremo tutto ciò che abbiamo fatto fino a 2 o 3 mesi fa, sarà tutto diverso, ma inevitabilmente la macchina economica deve ripartire, se no qui si muore di coronavirus, si muore anche di fame.
Arcangelo. La mia solidarietà assoluta a tutti gli operai, a tutte le persone che hanno piccole imprese, loro che lavorano in autonomia, che non hanno uno stipendio, a tutti gli uomini e le donne che in questo momento sono in difficoltà. Noi lo capiamo, li capiamo e non sappiamo come aiutarli. Noi questo tema lo stiamo rilanciando sempre in televisione, costantemente, col collega Attilio, con grande cuore per davvero. Io non so darvi una risposta, non sono certo che a maggio questa gente potrà ritornare a lavorare. Penso a tutti quelli che hanno piccoli esercizi commerciali, cioè un esercito di persone che in questo momento non può lavorare. Nessuno gli ha portato i soldi a casa, ci sono pure difficoltà nella distribuzione dei famosi buoni spesa, quindi non ci prendiamo in giro perché non stiamo gestendo per nulla bene questa fase, né dal punto di vista economico né dal punto di vista dell'assistenza come dire, alimentare. Bisogna fare di più e meglio, è quello che dobbiamo dirci come istituzioni locali, regionali e soprattutto come istituzioni nazionali. Il nostro popolo sta soffrendo ed è in difficoltà. Noi come possiamo, da questi spazi che abbiamo, cerchiamo di aiutarli, ma capiamo perfettamente la situazione di tutti gli operai, di tutti i piccoli imprenditori, di tutti quelli che non hanno uno stipendio in questo momento. E devo dirvi che anche la situazione delle aziende che devono garantire gli stipendi non è facile. Non è rosea. Abbiamo la telefonata, pronto? Prego. Io chiamo da Corgiano e volevo fare praticamente un'osservazione, praticamente più un pensiero. E ormai praticamente è dato da tutti che con questo virus praticamente dobbiamo conviverci. E arriveranno dei soldi per rifare quello che manca praticamente per come ospedale, diciamo, come per tutto ciò che manca per la terapia intensiva, che non abbiamo fatto, anche se c'erano ospedali che nessuno ha fatto in Italia, mentre la Germania l'ha fatta. No, adesso arriveranno dei soldi. Noi sia come comunicazione, la paura mia è che arriviamo un'altra volta praticamente noi a rimanere sempre alla fine. Lo stiamo facendo come un'osservazione, poi ci sono due giornalisti importanti, due parti della comunicazione. Ci vogliamo attrezzare un pochettino praticamente per osservare affinché anche questa volta non saremo gli ultimi praticamente ad attrezzarci con queste cose. Grazie. Sono contento del sindaco di Corigliano, di Corigliano Costano, che fino adesso praticamente non ha accettato le parole sull'ospedale praticamente e è riuscito a ottenere. Ma per quanto riguarda tutta la Calabria e il Sud, noi vogliamo fare un'osservazione seria, fare una riflessione praticamente che questi soldi, in modo che alla fine, quando conviveremo, se questi qua avrà ogni anno praticamente, perché a quanto pare che, come diceva l'altra volta il professore Derico, quando anche se poi faranno il vaccino, non è che risolverà la cosa, perché quando si vedrà attaccato tenderà, quindi ci sarà comunque, ci conviveremo, ci saranno l'1% di morti all'anno, cioè 0,1, si derubricherà in una normale influenza. Si è attrezzato nella sanità. Grazie. Arcangelo, abbiamo pochissimi minuti, abbiamo in collegamento il sindaco di Rende Marcello Manna. Ecco, questi soldi di cui si parla, questa disponibilità economica che il governo ha inviato ai comuni, le avete distribuite ai cittadini? Perché abbiamo come dire, quotidianamente riceviamo sollecitazioni in questo senso. Non ci sono ancora i soldi non arrivano, stanno arrivando adesso, abbiate pazienza. Ecco, a che punto siamo? Pronto? Sì. Pronto? Ecco, ha sentito quello che ho detto? È andata un momento via la voce, mi scusi, è andata via la voce. Ho detto, i cittadini ci chiamano spesso dicendo ma questi soldi messi a disposizione dallo Stato sono arrivati ai comuni, i comuni li hanno distribuiti, che cosa stanno aspettando, quanto tempo dobbiamo attendere ancora? Ecco, qual è la situazione? Sono più piani e più livelli, non sono arrivati soldi ai comuni che devono essere distribuiti, almeno per quanto riguarda i comuni. Per i comuni stiamo facendo un lavoro di natura diversa che riguarda sia i buoni pasto, i buoni spesa e quant'altro, e sia una prima assistenza ai cittadini, e questa devo dire è
assolutamente in corso. E in questa stessa settimana già è iniziata la distribuzione e pensiamo di poterla anche completare già nella prossima settimana, almeno per l'utenza di Rende. A questo devo dire ci sono altre misure che il governo ha varato e che però ancora non hanno ricevuto una copertura finanziaria adeguata, sempre per i comuni. Tanto è vero che ANCI Nazionale ha chiesto e ha sollecitato il governo di accelerare gli aspetti burocratici che invece stanno condizionando un po' l'agire del governo. Complessivamente però devo dire oggi la macchina amministrativa e soprattutto quella che appunto si deve occupare, e parlo del settore sociale e quant'altro, è in piena attività e di questi momenti adesso la distribuzione ovviamente sia della merce e sia anche ovviamente del sostegno di natura economico. Ritengo nella prossima settimana di poterlo concludere e per quanto riguarda Rende, l'utenza siamo riusciti a coprirla complessivamente. Le famiglie che sono state per le quali è stata accolta la richiesta sono tutte coperte dal finanziamento ottenuto dal governo. Arcangelo. Sì, Marcello, ti saluto intanto affettuosamente. Il problema appunto credo sia nella catena di distribuzione di queste risorse. Speriamo che si trovi il modo per trasferire davvero le risorse dalla idea del governo, quindi dalla centralità diciamo del governo, poi alle tasche dei singoli cittadini, passando magari per i comuni. Io sono molto preoccupato perché mi sembra che questo meccanismo ancora non sia stato individuato e che sia tutto ancora una volta estremamente farraginoso. E penso ai piccoli imprenditori, penso ai singoli cittadini, penso a quelli che non hanno lavoro, che non l'hanno adesso, che non possono fare il loro lavoro. Ecco, volevo sapere che ne pensi e se sei ottimista o pessimista in questa direzione. Arcangelo, ti ringrazio per questa domanda e devo dire che questo è peraltro l'approccio che io ritengo il più adeguato per affrontare concretamente questi problemi. La preoccupazione è veramente grande perché appena supereremo il coronavirus ci sarà il problema economico che è davvero un grosso problema per una terra che vive anche, e ce lo dobbiamo dire perché non possiamo fare infingimenti o altro, vive anche attraverso lavoro nero o quant'altro, quindi attraverso persone che non sono per niente garantite. Noi abbiamo fatto proprio un appello questa mattina, per esempio, a tutti i proprietari degli immobili ad uso commerciale e gli immobili per gli studenti, per chiedere loro di sospendere ovvero modificare anche il pagamento di quanto dovuto. Ci sono attività commerciali ferme e questi fitti così alti oggi non possono essere in alcun modo sopportati. Dobbiamo assieme provare a condividerlo questo problema, perché è un problema di tutti. Stesso discorso lo si fa per gli studenti, ma ovviamente Rende la zona industriale e commerciale più importante della Calabria, quindi lì noi siamo intervenuti sospendendo tutti i tributi comunali. Questo significa anche dare un minimo di ossigeno per ripartire, ma non basta, ovviamente c'è bisogno di altro. E in questo devo dire c'è una richiesta di tavolo di concertazione anche con la Regione Calabria per affrontarlo già da subito questo problema. Noi abbiamo autorizzato anche il mercato ortofrutticolo nella nostra città che per ragioni burocratiche ha subito un rallentamento, ma io mi auguro da qui a breve che si apra per dare ossigeno anche ai nostri piccoli produttori agricoli. Sono le piccole cose che ti danno fiducia, che provano a farti rilanciare e rilanciare bene anche un'economia che è un'economia molto sofferente.
però dobbiamo progettarlo già adesso, non dobbiamo arrivare al momento del blocco di tutto. Proviamo a ragionare adesso e a ragionare per bene. Beh, c'è un'altra domanda che le giro perché siamo proprio in chiusura, che fatta prima da un telespettatore, che riguarda un po' tutte le città, la questione legata alla disinfestazione di strade, di piazze, di luoghi pubblici, perché molte volte i cittadini magari utilizzano i guanti, poi li buttano, li lasciano lì e la gente ha un po' di paura da questo punto di vista. Insomma, qualcosa si può fare in questo senso o no? Qualcosa si può fare, qualcosa si è fatto, però bisogna anche sfatare un po' questo mito della disinfestazione delle strade, delle cose. Scientificamente questo è un dato non del tutto corretto, almeno questo almeno ci dicono chi di questa materia si occupa, dicendo che bisogna sicuramente tenere pulite le strade. Noi abbiamo fatto anche una nostra disinfestazione per la città di Rende, ma è evidente che non è che lo puoi programmare e fare ogni 2 o 3 giorni, ogni 4 giorni, ogni settimana. Ci sono anche aspetti di natura finanziaria che gravano su queste cose. È vero invece che forse si approfitta di questo tempo per pulirle le strade, per non solo provare a sanificarle, ma devo dire provare anche a rilanciare anche con un'idea di decoro urbano diverso. Questo è un tempo in cui si può progettare tanto, è un tempo negativo, ma per esempio nelle pubbliche amministrazioni azzerare tutto quello che è le pendenze che ci sono, ripartire velocemente, anche collegare con tutto quello che bisogna fare. Ecco, noi stiamo lavorando su questo, oltre che ovviamente intervenire sulla pulizia delle strade, sulla sanificazione per quello che si è potuto fare. Tenete conto che è praticamente impossibile intervenire su tutto il territorio. Quindi devo dire si prova a ragionare in termini diversi e a rilanciare e a dare un po' di ottimismo, perché dobbiamo ripartire. Questo è quello che soprattutto oggi dobbiamo mandare come messaggio. Bene, Arcangelo, l'ultima domanda, poi ti liberiamo. No, Attilio, io devo lasciarvi per ragioni di lavoro, quindi vi auguro un buon proseguimento, grazie e poi ci risentiamo per i telegiornali. Va bene, grazie Arcangelo. Allora, Sindaco, siamo proprio in chiusura, quindi torniamo sull'aspetto economico. Entro la prossima settimana verranno distribuiti i buoni inviati dal governo? Si chiuderà entro la prossima settimana? Sì, no, siamo già, devo dire, a buon punto. Io proprio questa mattina ho incontrato il settore sociale che si occupa, rende di tutta la macchina organizzativa e mi sono complimentato con loro anche per il supporto che stanno dando non solo ai cittadini ma anche ad altre amministrazioni che ci chiedono di condividere un percorso e di farlo comune proprio per far sì di uniformare anche l'azione amministrativa di tutti i comuni. Quindi diciamo ai cittadini che entro venerdì prossimo si conclude questa fase. Sì, certamente, anche prima. Grazie Sindaco per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro. Grazie tanto. Grazie tante e complimenti sempre, direttore. Arrivederci. Facciamo il nostro lavoro, cerchiamo di essere dalla parte della gente, dei cittadini e cerchiamo di raccogliere le loro istanze, di amplificarle, di fare in modo che le cose migliorino. Abbiamo un percorso ancora lungo, difficile, tosto da fare tutti insieme, dobbiamo rimanere uniti. Dobbiamo pretendere dalle istituzioni che facciano il loro dovere fino in fondo, raccontandoci sempre la verità. Noi ci impegneremo a raccontarvi sempre la verità. Non ci accontenteremo, come abbiamo fatto in questo ultimo lasso di tempo, delle cose che ci vengono date per scontate dalle istituzioni. Quindi noi vigileremo, controlleremo e vi racconteremo tutto. Ci vediamo più tardi, arrivederci.